La festa di San Calogero, la tradizione, le emozioni passano attraverso gli scatti di questa mostra fotografica. Siamo alla chiesa di San Lorenzo e gli autori siete voi, Massimo Palamelli e Giuseppe Carrucciola. Sì, una festa a tema, una festa che vuole spiegare, diciamo, in soldoni cosa succede in una processione, in una festa di San Calogero. La magia, il pathos, il sentimento, tutti questi elementi sposati e che cosa esce fuori? Semplicemente la magia della festa di San Calogero, dove le persone, che possiamo notare in tutte le fotografie che abbiamo esposto, hanno tantissimo da raccontare. Sono semplicemente degli ex voto dinamici. Quindi vediamo queste persone che per motivi molto personali o per una questione di grazia richiesta o per un ex voto già esaudito hanno motivo di essere presenti per dare col cuore la loro presenza, la loro manifestazione in segno proprio dell'amore stesso che ci lega con il Santo Nero. Alle vostre spalle c'è anche un'installazione che si chiama San Calò Manecarusi. Manecarusi, sì, il San Calò Manecarusi è un detto locale, cioè quando si affida una grossa responsabilità a delle persone poco capaci e questo succede sempre in tutti i contesti, sia familiari che lavorativi, insomma. E io ho voluto interpretare con questo motto agrigentino semplicemente un lavoro che racchiude proprio in una scena, in uno spot, il succo della festa stessa. 4 ragazzini che si ritrovano perché hanno un impegno annuale, quello di portare su spalla San Calogero. Massimo, sono immagini vive e sono accompagnate anche da un suono che riporta le processioni. Sì, entrando in questa mostra, attraversate tramite le nostre immagini ed entrate all'interno di questa festa viva e sentirete quest'audio che vi accompagnerà per tutto il percorso delle fotografie. Le foto sono state volutamente non filmate, come ben visto, perché abbiamo deciso, così come tutti gli ex voto, che non portano mai le firme d'autore o di chi l'ha fatta. Volutamente con Giuseppe abbiamo deciso di non firmarle perché ci siamo uniti assieme per donare alla città queste immagini. Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni? Allora, la mostra per questa settimana di San Calogero è aperta dalle 17 alle 22:30. Dalle settimane successive fino al 15 di agosto sarà un'apertura pomeridiana dalle 16 alle 20. Chiamiamo? Ecco, un aiuto. Un aiuto.